No, I'm not a writer. Caffè, caffè. Scendi, scendi, scendi. Dove abitiamo oggi? Oggi abitiamo solo al garage del Mirko. Incredibile. Oh, occhio, occhio che il CP ha già imparato a usare il gradino. Emi, vieni. Vieni qui, Emi. Vieni qui, Emi. Dai, vieni. Dai, fai il gradino come prima. Vieni. Dai, vieni su. Quasi, dai. Certo che sta roba di alzarsi presto la mattina credo sia simbolo di vecchiaia. Perché che ora era, Emi? Ci abbiamo messo la sveglia alle 8:30 perché dobbiamo trovarci alle 9. E tipo alle 7 eravamo già su. Colpa mia che ho lasciato la finestra aperta, quindi sai, i raggi solari ti vanno a agire sull'ipotalamo, che è quella schifezza che è dentro il cervello, che serve a gestire le ore di veglia e di sonno. Per carità, colpa mia. Però quelle 2 orette di sonno non avrebbero fatto male. Accidenti. Madonna che sonno, ragazzo. Ieri sera stavo cadendo dal sonno, ma non cadendo dal sonno, sai, quando tipo sei davanti alla TV, così. No, no, proprio di mio. Difatti adesso stamattina sono distrutto perché non so perché mi sono alzato prestissimo. Ma poi non avevo più sonno e siamo qua, vero Emi? Diciamo che beh, ieri è stata una giornata molto ricca, no? Molto, cioè, per il cervello ricca di informazioni, di emozioni, esperienze e tutto quanto, perché Mirko è una persona veramente fantastica, una persona che ha fatto una bella vita e anche contemporaneamente una persona che ha avuto grandi gradini da sorpassare. E Mirko è di una ospitalità in senso buono imbarazzante, cioè veramente sconfinata. Ci sono persone che hanno una grandissima ospitalità. Mirko ha un'ospitalità estrema, ma quell'ospitalità che riservi non agli amici, proprio ai parenti, cioè veramente una cosa incredibile. Mi ha riempito di regali, mi sta facendo un casino di lavori al camper, ma soprattutto a quella ospitalità, a quel modo di fare che ti mette proprio a tuo agio, perché tu sai che inconsciamente, bene o male, ti senti sempre, ma è normalissimo, cioè proprio con tutti, anche a quei parenti a casa, ti senti in dovere o di essere gentile o di non tirar porchi, non tirar madonne, di essere simpatico, di essere, capisci? Mentre con Mirko proprio, no, cioè proprio ti senti a tuo agio, proprio una roba incredibile, vero CP? Eh? E CP qua invece è sempre che pensa ai gatti, perché qua tutti i vicini sono gatti. Oczu, oczu che le sei in piedi. Oczu, 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 oczu. Buongiorno! Stamattina siamo mani. Arrivo qua il matto, un altro che si alza la prima mattina. Come uno si alza la prima mattina? Vuol dire che proprio le mat, del suo. Ogni tanto capita che sta a porta così. Il porta passiva se una roba nostra veneta proprio. Ecco qua, messa a stuoia qua, lastra di alluminio, siamo a piombo, non scampa più niente. Vai in a termorestringente. Usa questo qua. È
foglie della vigna, giusto? È il pampano. Ah, ecco. Pampano, sì. No, questo qui, i cai, Ecco. i cai. Io più il pampano del cane che roba là. Ecco. Infatti come uno si imbriaga, Eh? a lei impampanà, a lei impampanà, vedi? Ecco qua, maniglia scalino nuova In alluminio. in alluminio, problemi zero. Ecco, sì. Quindi si arriva. Allora, track. Per chi non sapesse, questo è Bostik 99. Secondo me è uno dei meglio adesivi da linoleum e soprattutto materiali gommosi e anche pelle, no, più che pelle, ecopelle, ecco dai. In ecopelle va benissimo. Qua probabilmente è successo quella volta in Francia, su per la siepe che io spingevo per richiudere la finestra, no? E tac, adesso vediamo se si riesce a fare qualcosa. Oi oi oi! Guarda che c'è qua una botta, ma questa non si è rotto adesso, questa si è rotta la vecchia data. No, forse mica volta che provo a verza a tirare su per la siepe. Non si riesce, mettendo che del Bostik dentro là, visto che qua è un pezzo, vedi tu? Qua l'ha un pochettino, là le metà, ma tu capito il discorso? Devi smontare questa, Qua, smontarla dove cazzo di e vedere se siamo buoni di rinciapparla in qualche sistema. O invece da cavare la cavo sotto qua. parte del vero, Mhm. non riesce. Una è la che scappa a terra. Posa lì. Quindi da qua. Sì, presumo che se stiamo il ferma lì. Presumo che stiamo il ferma lì e devo venire via. Chiesto a tutti in mano, basta cavare un filo a guarnizione là. No, mi voglio proprio non cavare sta guarnizione qua. Cioè, Ah ok, ora arrivi, No, perché- fai a mano con No, cavo guarnizione. Sì, e te cavi anche al tocco. Devi cavare tutto. Questo cave con la vita tua. Ha fatto crack dentro. Sono un amico del Bostik là, no? No. E questo è il policarbonato. Bostik non attacca sul policarbonato. È strano perché il policarbonato non salta via, questo non mi è plexiglass. Vediamo se buoni a fare, dai. È il vero dei Yuri. Porco. Non stiamo dillo. È l'impianto audio super mega potente. Esatto. In più, Che è, fa danni. è in più il motore, cioè vuol dire, la potenza, il non motore, motore. vibrazione, tutto. Ma cioè. sì, e poi roba salta insomma. E allora intanto io avevo chiesto intanto informazioni per un vetro nuovo, però si sta pensando che una volta messi qua i filetti di rame che uniscono il pezzo rotto, mettendogli anche un po' di silicone, dopo comunque ci va la guarnizione sopra che blocca il tutto, secondo me dovrebbe tenere, insomma, se dopo un giorno magari cede, allora là... Allora, ciao. Anche perché minimo 100 bomboloni, sì, vai, mitraglietta bomboloni e arriva via. Costa un pizzo di questi. Allora, onde evitare ulteriori infiltrazioni sul fondo, mettiamo quest'angolare tutto largo, diciamo
il più possibile il fondo del camion con silicone e viti da sostenere in modo che l'acqua che va a battere su questo lato non entri più sul legno, diciamo. Questo serve, non è per tenere struttura, è per evitare che l'acqua ti vada a rovinare il fondo. È un bel spessore di legno. Manco quel però anima. No, perché 4 cm di legno, da 3 viti da 4. Camper da ski? Camper fatti al suo tempo per durare. Sì, anche di più di 4 cm di legno. E neanche 4,5 dico. E tu dite è un camper da ski qua, non si scherza. Guarda che facciamo un po' che abusetti. Mettiamo silicone e pian piano faremo su. Mettiamo il videtto e faremo su. E questo qua è l'angolare, fine fondo, e questo piatto è dove si trova il telaio del camper praticamente. Andiamo a chiudere sia qua che tutto il piatto qua dell'angolo del camper in modo da proteggere tutto l'angolo qua dove che purtroppo l'acqua comincia a fare i primi danni. Come prima, fuori silicone, qua fuori e tutto silicone in modo da tappare. E il tearo sarebbe il TR, che a sua volta sarebbe il telaio, tradotto dal padovano al veneziano all'italiano. Esatto. E dopo dice che non è un canale culturale. Esatto. Attaccare sta parte qua, no? Qua si sul tearo, no? Sul telaio, no? Sul tear. Sul tearo o telaio, più se voglia. E qua non conviene fare buchi, perché altrimenti col tempo a ruggine podaria cominciare a mangiare. Ora niente, santo silicone qua ci sul legno, quindi nessun problema e via. Giocare. Pardon, taia. Per fortuna che nelle cascano di non sarà con. Idraulico ti voglio parlare. Ma va a cagare. Poesia veneta. Ho consumato il Mirko anche da idraulico, cioè abbiamo rifatto praticamente tutto il camper nuovo. Quasi. Tante cose che non si possono dire inerenti alla sicurezza, perché ovviamente non è che ti può spiegare i dettagli qua su un canale YouTube. E adesso stiamo cambiando anche il rubinetto, quindi aveva rimesso tutto a nuovo. L'unica cosa che a me manca da fare è comprare il vetro nuovo, perché quello l'avevo spaccato quella volta in Francia, sai che ho detto su furbo butto il camper su per la siepe e dopo però dai, insomma, dai. Prossima volta che tornerai a cambiare il rubinetto tra 2 anni, come ti dici te, ricordavi, c'era che cosette, risolve tanti problemi. Ho anche il video, quindi insomma non me ne Tante smetto, no? bestemmie. E io adesso ecco, sarei anche senza parole per ringraziare il Mirko, cioè, stavo anche pensando, no, per chiudere il video, dire una frase d'effetto eccetera, però senza parole ragazzo, quindi Tutto a posto, tranquillo. da 2 giorni che andiamo avanti a fare lavori, abbiamo fatto di tutto, tante cose che non abbiamo fatto neanche vedere, perché tipo le crepe che abbiamo riparato del coso, cioè non abbiamo neanche filmato quelle cose là, diciamo camper rimesso a nuovo proprio, quindi grazie al Super Mirko, mi raccomando che non mi trovo camper casa, che io voglio